Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali insieme per aggiornarvi sui fatti accaduti nelle ultime ore nella nostra regione. Allora facciamo un passo indietro, andiamo alla giornata drammatica di ieri nella Marca trevigiana con una tragedia nelle acque del Piave. Un uomo di 31 anni residente a Milano ha perso la vita dopo essersi tuffato all'altezza del ponte della ferrovia Ponte di Piave, nello stesso punto dove appena un anno fa era morto un altro giovane. Inutili i soccorsi, mentre il sindaco rinnova l'appello a rispettare il divieto di balneazione. È andato a fare il bagno dentro là e non è tornato più. Abbiamo dovuto chiamare al primo soccorso e lo hanno trovato. Un tuffo nel Piave e pochi istanti dopo la tragedia. È successo poco dopo le 15:30 a Fagared di San Biagio di Callalta. La vittima è un cittadino tunisino di 31 anni, residente a Milano, che stava trascorrendo qualche ora lungo il Piave insieme al fratello e a un amico. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si è tuffato dalla base di uno dei piloni del ponte della ferrovia, ma subito dopo aver raggiunto l'acqua ha accusato un malore. Ha iniziato a chiedere aiuto e a sbracciarsi, ma nel giro di pochi secondi è scomparso tra i flutti. Il fratello e l'amico hanno tentato di soccorrerlo senza riuscire a salvarlo. E loro no, scherza. Dopo l'ultima volta che ha fatto così, ha fatto giù e non ha ucciso più. Perché lui ha chiamato aiuto? Sì, agli amici. Ma gli amici pensavano scherzasse? Che scherzasse. Io le ho detto no, non scherza, aiutatelo. Loro ha detto no, lui scherza. Io no, stai scherzando, aiutatelo. Loro no, scherza. Dopo l'ultima volta che ha fatto così, e io le ho detto per favore. E allora loro si hanno un po' appaventato perché non è tornato su, mai più. Si sono tuffati ma non l'hanno trovato? No. Una quanta persona lì si hanno stufato a vedere se lo trovasse, però non lo hanno trovato. È morto così in modo assurdo, sai. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il SUAM 118 e i carabinieri. Dopo un rapido sorvolo dell'area, i soccorritori hanno individuato e recuperato il corpo, riportandolo a riva. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, ma per il 31enne non c'è stato nulla da fare. Il medico del 118 ne ha dichiarato il decesso, probabilmente provocato da un malore improvviso, forse una congestione. Quando i mezzi di soccorso hanno lasciato il greto del Piave, a terra sono rimaste soltanto un paio di ciabatte e gli effetti personali della vittima. Il silenzioso segno di una giornata trascorsa tra amici e conclusa in tragedia. Nell'ennesimo incidente che riporta l'attenzione sui pericoli del Piave, dove la balneazione è vietata. Un dramma dunque che ripropone il tema della sicurezza e del rispetto, come detto, del divieto di balneazione. Si tratta dell'ennesima tragedia lungo l'asta del Piave, un dramma che si è consumato proprio nello stesso punto in cui nel giugno dello scorso anno perse la vita anche il 21enne Dennis Navas, tuffandosi dalla base dello stesso pilone riconoscibile per il murales del pesce blu. Nonostante i divieti di balneazione e le continue campagne di sensibilizzazione promosse dalle amministrazioni locali, questo tratto di fiume continua ad attirare persone che scelgono di fare il bagno sottovalutando i pericoli di correnti, fondali e improvvisi malori. Oggi è un'altra giornata dolorosa per tutta la nostra comunità, esprimiamo cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima. Mi viene però da fare una riflessione, neanche una giovane vita spezzata ferma l'incoscienza di chi a pochi metri da qui è ancora in acqua. Famiglie con bambini che nonostante tutte le campagne informative che sono state fatte, nonostante i media cercano di essere vicini alle istituzioni per far capire quanto sia pericoloso e soprattutto vietato gettarsi in acqua e fare il bagno, perché sappiamo che vige in tutti i fiumi il divieto di balneazione, ancora questo rimane inascoltato. C'è troppa incoscienza e veramente per quanto si faccia non è ancora abbastanza e neanche la morte di una persona ferma questo tipo di azioni. Quindi io chiedo veramente un appello corale a tutti quanti e alle famiglie di tenere
i figli in uno stato di assoluto riguardo e far capire loro quanto sia importante essere assolutamente previdenti e non andare nei fiumi. I fiumi non sono fatti per la balneazione, ci sono il mare, ci sono le piscine e soprattutto ci sono delle zone che sono custodite, attrezzate e anche con un personale che in caso di emergenza è pronto ad intervenire. Quindi l'appello è veramente quello di recarsi al fiume per fare una passeggiata, ma nulla di più, perché il fiume non lo consente e soprattutto è vietato. E poi quanto accaduto a Peseggia di Scorzè, dove una ragazza di 32 anni è stata colpita al volto con dell'acido da un uomo che lei non conosce. I carabinieri sono al lavoro per trovare l'aggressore. Sfregiata al volto con un acido ustionante, una 32enne residente a Mestre era andata a trovare la mamma a Peseggia di Scorzè quando poco prima delle 22, proprio nel momento in cui ha aperto la portiera dell'auto, qualcuno si è avvicinato cogliendola di sorpresa, lanciandole addosso liquido che sembra fosse contenuto in una bottiglietta e provocandole ustioni a collo, braccia e parte del volto. La donna è stata soccorsa in breve dal personale del SUEM 118 e trasportata al pronto soccorso di Mestre per poi essere trasferita al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni, avendo ustioni sul 18% del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sotto shock e assistita dai medici, la 32enne non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri del nucleo provinciale di Venezia intervenuti subito dopo l'episodio, ma avrebbe escluso di essere nel mirino di qualcuno. Tra qualche giorno, quando si sarà ripresa, però, i carabinieri torneranno a parlare con lei, perché anche un minimo dettaglio potrebbe essere utile all'identificazione dell'aggressore. Nel frattempo le indagini si stanno concentrando sulle conoscenze della 32enne, persone a lei vicine, colleghi di lavoro, passando al setaccio ogni elemento utile a portare all'identificazione dell'uomo, comprese le telecamere di videosorveglianza della zona, sia pubbliche che private. Vicinanza alla famiglia dal sindaco Mestriner. L'atto di violenza subito dalla nostra giovane concittadina è vergognoso ed inqualificabile. Dobbiamo assolutamente reagire perché una cosa del genere nei centri dei nostri paesi non può assolutamente avvenire. I carabinieri stanno indagando, occorre capire bene le motivazioni. Per come oggi è stata descritta e vissuta, cioè un atto immotivato, inqualificabile, aggiunge gravità a gravità. Siamo vicini alla famiglia, siamo vicini a lei e speriamo davvero che possa guarire completamente da queste ferite che ha dovuto subire. Quindi un grosso abbraccio a lei e un incoraggiamento davvero alle forze dell'ordine, perché come sanno fare e soprattutto come sanno fare i carabinieri di Scorzè, la verità emerga. E ancora sangue sulle strade del Veneto, del Padovano nello specifico, con un drammatico incidente accaduto a Veggiano venerdì sera lungo la strada regionale 11. La vittima aveva 53 anni e viaggiava sul suo scooter investito da un'auto. L'incidente mortale è accaduto qui, in questo lembo di regionale 11 nel comune di Veggiano. Stava svoltando verso via Lissaro la Golf condotta da un 35enne che ha investito Cristian Stevanato, 53 anni, che viaggiava in sella al suo scooter. Un impatto che non gli ha lasciato scampo, avvenuto verso le 21:45 di venerdì. Sono ancora ben visibili sull'asfalto i segni dell'incidente, lo scooter sul quale viaggiava il 53enne vittima, Cristian Stevanato, stava arrivando da Padova ed era praticamente quasi arrivato a casa. A investirlo una Golf che sopraggiungeva dalla direzione opposta. Immediati sono scattati i soccorsi. I sanitari del SUEM 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 53enne. Sotto shock il conducente dell'auto, che ai presenti avrebbe ripetuto di non aver visto arrivare lo scooter. Sull'incidente indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi. I mezzi sono stati sequestrati. Il corpo del 53enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con l'accusa di omicidio colposo stradale potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati
il 35enne alla guida della Golf. Cristian Stevanato, nato a Milano, stava probabilmente rientrando nell'appartamento d'Arlesica di Mestrino dove si era trasferito 4 anni fa. Una persona riservata, raccontano i vicini, che con lui scambiavano un buongiorno, un buonasera. Il terzo grave incidente in 2 giorni sulle strade della provincia di Padova. A Borgoricco, giovedì sera, l'addio alla giovane vita di Eleonora Bigon, morta a 22 anni, dopo aver brillantemente sostenuto il suo ultimo esame allo IUAV di Venezia. E ieri all'alba uno schianto tra 3 veicoli lungo la A13 a perdere la vita un 50enne che viveva in provincia di Napoli. Un'auto disintegrata, una finita nella scarpata che costeggia l'autostrada. È di un morto il bilancio del gravissimo incidente avvenuto all'alba lungo la A13 in direzione di Bologna. Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto con i vigili del fuoco arrivati da Este e il suo M118, la Citroën, condotta da un uomo di 50 anni residente in provincia di Napoli, avrebbe tamponato un furgone finendo nella corsia di sorpasso. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Toyota che ha colpito con violenza l'utilitaria, schiacciandola contro il guardrail e finendo la sua corsa lungo la scarpata. Ad avere la peggio il conducente della Citroën, estratto dalle lamiere accartocciate dal veicolo dai vigili del fuoco. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, il 50enne non ce l'ha fatta. Illesi gli occupanti degli altri veicoli coinvolti. Le indagini sull'incidente sono in corso da parte della Polizia Stradale di Rovigo. Notte di tensione tra venerdì e sabato a Nervesa della Battaglia. Siamo dunque in provincia di Treviso. Un 27enne in evidente stato di alterazione per l'alcol ha aggredito clienti, personale del locale, carabinieri e sanitari del SUEM. È stato arrestato e comparirà davanti al giudice per la convalida. Ha iniziato la serata in una pizzeria di Nervesa della Battaglia dove già avrebbe dato i primi segnali di agitazione. Poi si è spostato al Bacaro La Mediga in via Nasso, dove la situazione è rapidamente degenerata. È un ragazzo che è venuto spesso recentemente nel nostro locale per bere semplicemente un aperitivo e ieri sera era un po' più alterato del solito. Era molto vivace, nel senso che i clienti che entravano venivano importunati. In che modo? Semplicemente con degli schiamazzi, con delle risate, insomma da una persona non composta, ecco. E per cui è stato allontanato semplicemente dal locale e dopo è successo quello che è successo. Il protagonista è un 27enne originario della Guinea, incensurato, che secondo quanto ricostruito dai carabinieri si trovava in evidente stato di alterazione alcolica. Dopo aver infastidito i clienti del locale avrebbe minacciato anche un dipendente dello staff, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine. All'arrivo dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Montebelluna, però, la situazione è ulteriormente peggiorata. Il giovane si è scagliato contro i militari e contro il personale del suo M118, intervenuto per prestargli assistenza e cercare di tranquillizzarlo. Urla, sirene e momenti di forte tensione hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona. Ho visto che insultava i carabinieri pesantemente, molto pesantemente. Sono stati bravissimi a non reagire. Sono stati bravissimi i carabinieri, proprio corretti. È arrivata anche un'ambulanza. Sì, però poi non è andato via in ambulanza, alla fine se lo sono portati i carabinieri. Con molta difficoltà i militari, 2 ore dopo, sono riusciti a bloccare il 27enne e a condurlo nelle camere di sicurezza del comando di Montebelluna. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di minaccia e resistenza pubblico ufficiale. Domenica mattina comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida. Fortunatamente nessuno dei clienti e il dipendente aggredito hanno riportato ferite. Imprenditore edile trevigiano minaccia con una pistola un professionista di Cassola esigendo un pagamento superiore a quello pattuito per alcuni lavori e scatta la denuncia.
Armato di pistola, esige di essere pagato pretendendo una somma superiore a quella pattuita. Deve rispondere di minaccia aggravata dall'utilizzo di arma un imprenditore edile di 51 anni, titolare di una ditta nel Trevigiano. L'uomo si era recato nell'abitazione della sua vittima, un 43enne amministratore di una società immobiliare che vive a Cassola, per riscuotere non solo i soldi di un lavoro che aveva fatto, ma esigendo molto di più. Tra i due era scoppiata una lite fino a che il 51enne ha iniziato a minacciare l'amministratore facendo intravedere, nascosto ma non troppo, sotto la giacca, il calcio di una pistola. Sotto la pressione dell'intimidazione, la vittima si era vista costretta a promettere il versamento della somma richiesta. L'imprenditore se n'era quindi andato sicuro di essere riuscito nel suo intento, senza però contare che il 43enne cassolese si è subito rivolto ai carabinieri della stazione di Romano Dezzerino. I militari, coordinandosi con i colleghi trevigiani, hanno avviato un'operazione congiunta che li ha portati a bloccare il soggetto. Dalle perquisizioni, nell'auto del 51enne è stata trovata, nascosta nel portaoggetti del sedile anteriore, proprio la pistola scacciacani utilizzata per la minaccia, oltretutto privata del tappo rosso, e per lui è scattata la denuncia. Ancora una giornata dal caldo intenso, anche oggi c'è l'allerta in tutta la regione, ma dalle previsioni meteo potrebbe avere le ore contate questa ondata di caldo, con temporali anche purtroppo intensi previsti nei prossimi giorni, già domani sera le prime avvisaglie. Intanto però bisogna fare i conti con il caldo. C'è un asilo nido a oltre 30 gradi, tolti i termometri installati dai genitori per monitorare la temperatura. L'assessora Canton, siamo a Venezia, annuncia un piano strutturale per scuole più confortevoli. Parole al vento secondo la UIL, che scrive al prefetto per denunciare la situazione. Noi abbiamo avuto una brutta sorpresa purtroppo in questi giorni. Il termometro con il quale avevamo rilevato i 30 gradi nella stanza dove i bambini svolgono la loro attività tutto il giorno è stato rimosso. Ci è stato detto che poteva essere per un malfunzionamento apparente del termometro. Abbiamo provveduto come genitori ad acquistarne uno nuovo, lo abbiamo portato in struttura per poi scoprire il giorno dopo che comunque era stato rimosso. La sala grande in un sottotetto, due pinguini che da soli non riescono a raffreddare la grande stanza dove i bambini piccolissimi dell'asilo nido svolgono le attività e dove alle 8 del mattino il termometro segna già 30 gradi. Quello stesso termometro che è stato fatto togliere perché portato dai genitori, mentre le misurazioni sono consentite solo ad addetti comunali. Peccato però che queste misurazioni non le vediamo, quindi andiamo a chiedere fortemente che vengano effettuate le misurazioni e che si effettuino i lavori durante il periodo di chiusura della struttura, così come fu fatto nel 2022 per dei lavori di ammodernamento dell'impianto elettrico che portarono alla rimozione delle pale a soffitto, anche promettendo una predisposizione per l'impianto di condizionamento fisso di cui poi non si è fatto più nulla. Speriamo tanto di essere ascoltati. Dal Comune infatti la nota in cui viene spiegato che il monitoraggio nelle strutture educative comunali prosegue e proseguirà. Una situazione d'emergenza, quella che sta attraversando Venezia, bollino rosso per le alte temperature insieme ad altre 17 città italiane, ma su cui i genitori dei bimbi non sono d'accordo. Le rappresentanti dei genitori del Nido del Ciliegio ormai sono anni che sottolineano la peculiarità di questa struttura e il fatto che sia una condizione normale e non emergenziale. Risposte immediate per l'emergenza, ha annunciato l'assessora Canton, e un piano strutturale per scuole più confortevoli ed efficienti. Il sindaco Venturini, a un mese esatto dal suo insediamento, annuncia che entro 5 anni tutte le strutture comunali verranno adeguatamente attrezzate. Caldo che colpisce anche gli stessi lavoratori nelle strutture con mancanza di sicurezza per la salute. La UIL ha inviato una lettera al prefetto. Situazioni paradossali, siamo arrivati a toccare i 40 gradi in una lavanderia del nido Fiordaliso, siamo arrivati a 40 gradi nel nido Melograno in cucina, siamo arrivati a 38 gradi nella scuola dell'infanzia Volpi e potremmo fare un elenco che non finisce più. Abbiamo chiesto al Comune di Venezia di intervenire e di ridurre l'orario di apertura del servizio, evitando le ore più calde. Da CGIL e CISL invece l'appello affinché l'ordinanza caldo emanata dalla Regione venga realmente applicata. Dalla CISL la denuncia proprio per la scarsa applicazione delle prescrizioni di sicurezza. A fronte di questa situazione i vertici della CISL infatti chiedono interventi strutturali e un immediato cambio di passo.
Blackout ripetuti e caldo estremo mettono in difficoltà la rete elettrica nel Trevigiano, con disagi che diventano critici soprattutto per le persone più fragili. Blackout a ripetizione e caldo record. Anche a Quinto di Treviso si fermano condizionatori e frigoriferi, lasciando decine di famiglie in balia del caldo. Solo nell'ultima settimana 4 i guasti registrati nelle cabine di media tensione, che a cascata hanno interessato anche altri impianti elettrici della zona. È l'effetto dell'ondata di temperature eccezionalmente elevate che sta colpendo anche la Marche, che negli ultimi giorni sta provocando sovraccarichi sulla rete elettrica. A farne le spese sono soprattutto i centri abitati, dove interi isolati restano senza energia per minuti o in alcuni casi per ore, sia nelle ore più calde del giorno sia durante la notte. È ovvio che c'è un tema di cambiamento climatico, le alte temperature sicuramente fanno collassare i cavi, soprattutto quelli che di congiunzione agli impianti di trasformazione, e noi siamo quotidianamente in contatto con i distribuzione. Quello che dobbiamo migliorare sicuramente è fare un po' di prevenzione, quindi avere degli apparati magari un po' più moderni che possano sopportare meglio queste condizioni. Sul fronte della gestione dell'emergenza cresce la pressione sui gestori della rete elettrica, chiamati a rafforzare la resilienza delle infrastrutture nei periodi di picco. Particolarmente a rischio le persone più fragili, per le quali l'assenza di energia elettrica significa non solo disagio, ma anche difficoltà concrete nella gestione della salute quotidiana. Il mancato funzionamento di frigoriferi e dispositivi di raffrescamento può infatti incidere sulla conservazione di farmaci, in molti casi vitali. Quello che possiamo fare noi come istituzioni, magari, e ci stiamo pensando, è quello di mettere a disposizione magari un numero verde dove chi ha necessità possa essere assistito. Parlo delle persone fragili che ovviamente sopportare 4-5 ore di blackout senza energia elettrica, senza condizionatori in questo periodo qua, hanno necessità di avere un sostegno. Cercare di trovare dei luoghi dove per determinate condizioni, per chi ha necessità, siano raffrescati e quindi dare un po' di sollievo durante il giorno. Questo è quello che un attimino possiamo fare sicuramente e che faremo. Restiamo a Treviso con la situazione al Park Dal Negro, abusivi allontanati ieri mattina per consentire operazioni straordinarie di sanificazione. Situazione diventata indecente, ha attuato il sindaco Mario Conte, che torna a chiedere risposte a prefettura e governo. Questo problema, che è un problema molto più grande di noi, da soli noi non possiamo continuare ad affrontarlo, né da un punto di vista economico né da un punto di vista sociale. Quindi il mio appello è a tutte le istituzioni superiori che, devo dire, stanno collaborando in modo assolutamente attivo, però dobbiamo mettere la parola fine a questi flussi migratori sregolati che si ripercuotono poi con gravi disagi nelle nostre città. Si rivolge di fatto alla prefettura, ma soprattutto al governo Mario Conte, e lo fa dall'esterno di quel Park Dal Negro, diventato punto nero della città e oggetto fin dalle prime ore del mattino di una nuova operazione straordinaria di pulizia e sanificazione con relativo allontanamento degli occupanti, circa una ventina. Questa l'istantanea di un parcheggio pubblico diventato presto, come definito dallo stesso Conte, dormitorio di fortuna. Per delle persone che a volte probabilmente sono anche vittime di qualche truffa e di qualche illusione, ma che non può continuare a essere dormitorio. Come potete vedere alle mie spalle la situazione è assolutamente indecente, c'è sporcizia, c'è accumulo di rifiuti, ci sono le deiezioni delle persone che dormono in questa struttura. Il degrado è generale fuori, ma soprattutto dentro il park, dove, complici le temperature, le latrine improvvisate sono diventate nauseabonde. Stiamo raccogliendo i dati di tutte le persone presenti, li stiamo invitando a entrare in contatto con le strutture predisposte per questo tipo di accoglienza. Un copione che si ripete, con alcuni migranti che fin da subito hanno dichiarato la volontà di rientrare. Va all'attacco l'opposizione. È la riproposizione di quello che è successo qualche mese fa, stesso sgombero, non si risolve niente e soprattutto il sindaco, che è di centrodestra, parli con le proprie istituzioni di centrodestra, magari riescono anche a capirsi e a trovare una soluzione. E indubbiamente dopo questo bisogna anche che le forze dell'ordine facciano delle serie indagini, perché il sindaco parla di racket, e se è un vero
piccolo racket che insiste proprio sulla città di Treviso, io credo che ci dovremmo molto preoccupare. Ma non c'è solo il problema di chi un tetto non ce l'ha per chi è irregolare, con il fronte di via Pisa che resta incandescente. Dopo gli sfratti e gli scontri, la protesta è stata dura anche in Consiglio Comunale, con tanto di lancio di monete verso gli scranni della Giunta. Monetine che, fa sapere sempre Conte, sono diventate offerta alla Madonna del Carmine in piazza Rinaldi. Protesta comunque inaccettabile, dice il primo cittadino, con il comune che replica a muso duro pure ad Ater, secondo cui su via Pisa sono mancati i contatti tra gli enti. Grave negare un coinvolgimento del comune, ribadiscono da Cassugana, dove si spera, testuali parole, in un cortocircuito comunicativo interno all'azienda. Restano poi le voci di chi da via Pisa non vuole andarsene, come questo padre che continua a rassicurare i suoi 3 figli. Che non c'è niente da preoccuparsi, solamente per far perdere un po' la loro vista, è quello che gli è rimasto in mente, però tutti i giorni loro mi chiedono quant'è che andiamo via, quant'è che torneranno loro, praticamente sono terrorizzati dopo quello che hanno visto l'altro giorno. Scontri, feriti e famiglie mandate. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca e ritroviamo un ospite che era già stato in nostra compagnia per raccontarci delle importanti iniziative, degli importanti sogni che riesce a realizzare per i bimbi malati, e questa volta con una nuova gustosa iniziativa che si sposa benissimo anche con il gran caldo che stiamo vivendo. Allora intanto io lo presento subito, lo saluto, Rudy Zanatta, presidente dell'associazione Sogni Onlus, ben ritrovato. Francesca, buongiorno, grazie a voi. Per essere con noi. Grazie. L'iniziativa di cui stavo parlando è un'iniziativa che ha a che fare con il cibo preferito di questo periodo, che è il gelato. È la 6ª edizione che in qualche modo mette in collegamento diverse gelaterie che hanno aderito a questa iniziativa, che in questo fine settimana hanno messo in vendita il gelato con una ricetta che è stata creata da un bimbo che voi avete conosciuto e che per fortuna sta migliorando. Sì. Lui è Gioele. E intanto Rudy ci racconti di questa iniziativa che appunto è arrivata alla sua 6ª edizione, che mette insieme oltre una 30ina di gelaterie in tutta Italia, una 15ina in Veneto, ma addirittura si va oltreoceano. Oltreoceano, quest'anno anche da Bermagui in Australia è arrivata questa gelateria. Con questa ricetta ideata da Gioele. Da Gioele, quest'anno sì, Gioele è partito tutto 6 anni fa con l'idea di un ragazzo che è diventato grande, Mattia Fofano, che saluto se ci sta guardando, e lui ha pensato di aiutarci in questo modo. Avevo un amico che è Dennis Copparin, che poi ha preso lui questo incarico di portarlo avanti in questi anni. E Mattia ha pensato di fare un suo gusto per poi lanciarlo. La prima edizione è andata così bene che poi ogni anno si è cercato di ripetere. Ogni anno un bambino diverso, un bambino e una bambina, e ognuno mettendo i suoi gusti, e si è cercato poi di creare attraverso i maestri gelatai, attraverso proprio Dennis, che comunque lui è di mestiere, sono riusciti a creare queste ricette che anche quest'anno Gioele ha fatto veramente questo gusto allo yogurt che è molto fresco, che sta andando veramente bene. È partito venerdì e sta andando molto bene, piace molto e sta andando proprio bene. Ecco, quindi questa ricetta ideata da Gioele è stata poi trasmessa alle gelaterie che hanno aderito, quindi dalla Sicilia fino al Veneto. Friuli, su, proprio Trentino, e abbiamo proprio 36 gelaterie sparse. Il prossimo anno le abbiamo già ferme in sosta che aspettano, il prossimo anno sicuramente non dico che raddoppieremo, ma sicuramente, anzi ne approfitto che se qualcuno il prossimo anno ha voglia, ha una gelateria e vuole aderire al nostro progetto, mi può contattare. E quello che verrà raccolto dalla vendita di questi gelati andrà alla vostra associazione, e andrà ad esaudire un sogno, uno dei tanti sogni che voi ogni giorno esaudite. Sì, ne abbiamo tantissimi, poi da qui a ottobre ne abbiamo circa 30 da realizzare, e questa iniziativa ci permetterà sicuramente di far felici più di un sogno, perché con le edizioni precedenti veramente siamo riusciti a raccogliere veramente tanti soldini che possiamo far felici più di 2 o 3 bambini sicuramente. Quindi è un'iniziativa che proprio
ha un grande significato sia poi nel gusto, nel fatto di creare qualcosa, ma che ci identifica nel territorio e che permette di far sorridere molti bambini. Perché appunto l'associazione Sogni ha proprio questo obiettivo di realizzare i sogni, che può essere dal sogno più semplice a quello un po' più impegnativo, che quindi richiede anche un costo più importante, dal soggiorno a Disneyland, ad assistere alla partita della propria squadra del cuore, ad incontrare il proprio cantante del cuore. Sono tanti i desideri che voi esaudite, Rudy. Sì, sto partendo fra poco per un sogno, per esempio Cannavacciuolo, che è quello, porteremo questo bimbo lì a Villa Crespi dove incontrerà Cannavacciuolo, e a fine mese andremo con una bimba che è di Perugia, perché noi operiamo sul territorio nazionale adesso, siamo diventati, specialmente dopo che il Presidente della Repubblica mi ha insegnato di quella onorificenza, ha preso così tanto, è venuto a conoscere l'associazione in tutta Italia e abbiamo preso più ospedali. E porteremo questa bimba che è di Pesaro, ricoverata per il Bambino Gesù di Roma, la porteremo a Disneyland con tutta la sua famiglia, e ne abbiamo una trentina, poi MotoGP per settembre, Formula 1, ne abbiamo. I bambini hanno i ragazzi, anche ci sono quelli un po' più grandi, hanno vari proprio desideri e sogni, e la cosa importante è che questa promessa che ho fatto ad Emily 22 anni fa la sto cercando di mantenere, fino adesso ci siamo riusciti e vedo di continuare a portarla avanti. Possono essere appunto, come detto, sogni anche impegnativi economicamente parlando, da qui insomma l'importanza di sostenervi con questa iniziativa, con le tante iniziative che voi mettete in campo. Ci sono sogni che vanno sui 200 euro, per fare delle cifre, come quelli più grandi che possono arrivare anche a 10-12 mila euro di sogno. E quando ne abbiamo, come è stato il mese scorso, luglio, ne abbiamo 11 in un mese, possono essere, ecco, l'importante è che questa iniziativa, oltre che il fatto di raccogliere dei fondi, ma anche di far conoscere sogni, e anche questa opportunità che abbiamo oggi di essere qua per darci una mano se qualcuno vuole di sostenerci, perché comunque io posso essere bravo a realizzare i sogni, ma se non c'è chi ci sostiene non riusciamo a realizzarli. La gioia negli occhi dei bimbi quando realizzano il loro sogno ripaga di qualsiasi tipo di fatica? Assolutamente sì, quando io vedo che ogni bimbo, io dico sempre che quando si accendono i loro occhi vuol dire che ho fatto la cosa giusta, ed è incredibile vedere proprio la forza e il potere che ha un sogno, proprio perché escono da questa, tra virgolette, cosiddetta brutta normalità di vivere mesi in ospedale, perché le cure oncologiche sono abbastanza lunghe, e quando gli si realizza un sogno ritornano a essere normali, si sentono normali, gli si fa assaporare il vero valore, il senso della vita, no? E proprio vedi che i loro occhi si accendono e cominciano a divertirsi, ma soprattutto lo fanno con la famiglia. Perché noi, è sempre stato la mia idea quella di unire la famiglia, e il sogno diventa proprio del bambino ma di tutta la famiglia. Se sono 4 fratelli, papà e mamma, portiamo via 4 fratelli, papà e mamma, e alla fine la soddisfazione è proprio di tutti loro, e per noi è molto importante, ci dà proprio l'energia, la forza di andare avanti e a credere in quello che facciamo. Bambini che poi voi in qualche modo continuate a seguire, restate in contatto anche dopo che il sogno si è esaurito, diciamo che quel momento per seguirli, purtroppo non tutti i bimbi ce la fanno, c'è chi continua a combattere, c'è chi riesce ad andare avanti, come nel caso di Gioele, ad uscire, c'è chi invece non ce la fa. Per voi è sempre un dolore nuovo che si aggiunge? Sì, sempre, purtroppo abbiamo 3 fasce, seguiamo la prima fascia, quella più veloce, quando ci contattano i medici, perché c'è una sinergia di collaborazione sia con l'equipe, soprattutto con quella di Padova, che è quella da dove nasce tutto, però poi anche con le altre, la sinergia con i psicologi del reparto che seguono i bambini e i medici. La prima fascia sono quella dei bambini terminali, dove dobbiamo accelerare i tempi, poi c'è la fase quella più ampia, che è quella depressiva, dei bambini che sono dentro il reparto, che stanno superando le cure, che non vogliono più curarsi, quindi hanno bisogno di uno stimolo, e quella comunque che sono fuori e che possono non per ultimi attendere, ma possono aspettare un po' di tempo in più, e quindi li realizziamo. Con le famiglie, quando si realizza un sogno, si innesta proprio una grande famiglia, diventano parte di una grande famiglia, sia quando per fortuna ci sono i ragazzi che ce la fanno, e io cerco di continuare anche a tenere un rapporto anche con le altre famiglie, in modo
modo c'è da rispettare dei tempi diversi, perché comunque anche il lutto ha il suo tempo e ha il suo peso, però cerchiamo di essere vicino molto anche a loro e pian pianino si inseriscono all'interno dell'associazione in qualche modo, insomma. Non è un'associazione, è una grande famiglia, Sonia. Io dico che è una grande famiglia, sì, e ne sono orgoglioso, sta crescendo in questi 22 anni e l'obiettivo è quello di mantenere la promessa che ho fatto ad Emily tanti anni fa. Lei ha scritto anche un libro, appunto, Te lo prometto, dove racconta la sua storia, e questo Te lo prometto è proprio rivolto a Emily. A Emily, sì, un po' per far capire da dove nasce tutto, insomma, perché in questi 22 anni tutti mi dicono ma come sei riuscito a fare tutto questo? Innanzitutto l'autore che ha scritto il libro è Carlo Brusadin, che ringrazio tuttora perché ha saputo portare la mia emozione in scrittura. Era un progetto che aveva 5 anni, io avevo un diario di bordo ma non era sicuramente un libro, e Carlo è stato bravissimo a portare e rappresenta proprio cosa ho fatto, da dove nasce, perché io ho perso un fratello tanti anni fa, negli anni 80, e da lì scatta qualcosa in me. Solo con Emily nel 2004 capisco cosa devo fare e prometto ad Emily di continuare. Siamo arrivati a oltre 400 sogni da allora, in 22 anni, e che negli ultimi 2 anni qua stanno aumentando sempre di più. Da una parte mi dispiace perché vorrei sempre non realizzare più nessun sogno, perché vuol dire che non ci sono più bambini che stanno male. Però ci sono ed è un onore continuare a realizzare i loro sogni, sapendo che può essere veramente di aiuto, perché molti sogni possono essere veramente di stimolo per questi ragazzi a superare i momenti più bui e ad andare avanti con le loro cure, perché comunque la ricerca sta andando avanti e sta dando anche tante soddisfazioni anche di guarigione, insomma. Quindi il nostro obiettivo non è la cura, ma è il fatto di affiancarci ai medici, ai psicologi soprattutto, e spingere i ragazzi a superare quei momenti veramente tristi e bui che hanno. Ci vuole una grande forza nell'affrontare il dolore, la malattia, tanto più se a viverla è un bambino. Sì, diciamo che è stato più facile fino a quando non sono diventato papà, dopo è stato più difficile, perché da fratello è una cosa, da genitore è un'altra, quindi ecco, l'importante è, diciamo che col tempo mio fratello mi ha insegnato tantissimo, diciamo che se non avessi avuto quel mio fratello non sarei il Rudy che sono ora. E sicuramente poi c'è sempre tanto da imparare, infatti stiamo facendo un po' anche adesso un corso di formazione con le psicologhe dell'ospedale di Padova, sia tutti i nostri volontari, perché un supporto psicologico ci vuole. Anch'io dopo tutti questi anni ho bisogno a volte di poter anche trovare il modo di ricaricare un po' e trovare quell'energia che serve poi per portare avanti ogni sogno, perché ogni sogno ha la sua storia. Per esempio il sogno che andremo a Disneyland, adesso io non conosco le famiglie, le incontrerò in aeroporto e da lì si innesca poi tutto un meccanismo particolare di sinergia che poi si trasformerà veramente in tanta magia positiva. Chi è Rudy dopo 22 anni? Rudy è rimasto sempre Rudy, si è fatto sicuramente una scorza più grossa, però ancora i suoi pianti li fa. Ho la fortuna di avere una grande famiglia mia, i 2 figli che mi sopportano e mi supportano, mia moglie, perché se non avessi una famiglia così sarebbe difficile. Ho ancora i miei genitori che comunque, che qua poi nel libro c'è, parte tutto da lì. Se non fossi passato da lì difficilmente sarei veramente quello che sono. Spero di rimanere sempre e voglio restare coi piedi per terra e cercare di far crescere e strutturare sempre più sogni, in modo che se Rudy un giorno si ferma per vari motivi, Sogni deve continuare ad andare avanti, perché se non fosse così avrei sbagliato tutto. E andrà sicuramente avanti. Assolutamente. Grazie Rudy, Niente, grazie per quello che fate e grazie per quello che continuate a fare. Grazie davvero a Rudy Zanatta, presidente dell'associazione Sogni Onlus. Chi vuole aderire, che sia una gelateria che vuole aderire l'anno prossimo, qualcuno che vuole affiancare Rudy in questo importante progetto per aiutare questi bimbi, insomma, lo faccia, perché avrà anche lui poi un ritorno molto molto importante del sorriso di questi bambini. Noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Diretta, i festeggiamenti per la maturità finiscono al centro delle polemiche. Da Montebelluna arriva il richiamo del preside dell'istituto Einaudi Scarpa, che denuncia il mancato rispetto delle regole e del decoro della scuola.
Era diventato un continuo annaffiamento di prosecco che adesso insomma, l'odore da cantina non si addice certo a una scuola. Alcol, brindisi, bottiglie di prosecco abbandonate fuori da scuola e a pulire poi toccherà con laboratori scolastici. Esplode il caso festeggiamenti dopo la maturità anche all'Istituto Superiore Einaudi Scarpa di Montebelluna. Ad alzare la voce è lo stesso preside Massimo Ballon che, stanco di vedere la scuola in balia i festeggiamenti fuori controllo, ha fisso un cartello alla porta d'entrata. È vietato stappare bottiglie di vino all'interno del campus scolastico, spostarsi fuori dai cancelli, scrive. Quello che mi ha dato fastidio quest'anno è stata un po' questa inciviltà dell'abbandono dei rifiuti, perché se vieni con la bottiglia piena poi te la bevi ma te la porti anche via, invece fuori da scuola appunto hanno lasciato diverse bottiglie di vetro in zona anche pericolosa, perché poi abbandonate lì possono finire in mezzo alla strada o qualcuno tirarle in giro. Ecco, quello che mi dispiace è che oltre ai ragazzi che chiaramente dovrebbero dimostrare un minimo di attenzione per la scuola, per l'istituzione in sé, sono anche i genitori che vengono anche un po' seccati dal fatto che non possono aprire bottiglie all'interno della scuola. Nonostante l'invito al decoro, infatti, fuori dalle mura scolastiche sono state abbandonate decine di bottiglie di vetro vuote anche al di là della strada. Per il dirigente il messaggio rivolto a studenti e famiglie non è stato quindi recepito. La mia era semplicemente un modo per ricordare che la scuola è comunque un luogo dove si costruisce qualcosa di serio. I ragazzi sono passati 5 anni, se in questi 5 anni avessero anche capito che insomma, la raccolta è differenziata e anche qualcosa che riguarda un po' la loro educazione civica, ci avrebbe fatto piacere. Non è neanche giusto che i miei collaboratori scolastici debbano pulire e mettere a posto quello che altri devastano o lasciano in giro, insomma questo è proprio una questione di rispetto. Il preside Ballon sottolinea come non sia contrario ai festeggiamenti, basta che questi rientrino nei ranghi del rispetto. Possiamo anche organizzare noi delle feste di consegna di diploma, eccetera, no? Anzi, sono dei momenti in cui si coinvolgono anche le famiglie che giustamente per 5 anni hanno contribuito finanziariamente all'educazione dei figli. Appunto è l'educazione che ci interessa, quindi è che si rispettino i luoghi, che si rispettino le persone e anche il territorio che ci ospita, insomma, tutto qua. Dimostrare che la maturità è anche questo, rispetto dell'ambiente, delle persone, delle cose. Parliamo di un convegno che andrà in scena a Treviso il 2 luglio, presentazione di un libro ma anche il racconto di storie, di vite sospese. Il libro è Fantasmi, vite sospese, persone scomparse e racconta proprio la convivenza dei familiari che hanno dei cari che sono scomparsi e di cui non hanno più avuto notizie ma che continuano a combattere per avere la verità, per sapere che cosa è successo a queste persone, a questi loro familiari. Ne parliamo insieme a Stefania Bonduan. Buongiorno Stefania, buongiorno. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. E dovremmo avere in collegamento Emanuele Servidati, eccolo qui. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, non so se riusciamo a sentire, sì, la sentiamo. Emanuele è il nipote di Mario Rasia, scomparso nel 2017. Parliamo di 9 anni nei quali, Emanuele, non vi siete mai fermati per chiedere la verità, perché voi siete convinti che Mario non si sia allontanato, lo ricordiamo, era in vacanza a Recoaro, si era allontanato per una escursione, per una passeggiata e non era più rientrato, e da quel momento è iniziata la vostra battaglia per sapere che cosa è successo. Sì, infatti lui stava passando dei giorni perché era caldo nel nostro appartamento di Recoaro 1000 su in montagna a 1000 metri e praticamente dovevamo trovarci alla sera, era venerdì sera, il 23 giugno del 2017, e quando siamo andati su non l'abbiamo trovato. Sulle prime, naturalmente, non pensi che ti possa succedere una cosa del genere, anzi è una cosa che cominci a capire quando le ricerche finiscono. Quando vedi le squadre delle ricerche che se ne vanno, cominci a realizzare che tuo zio non è tornato.
allora in quei momenti fai anche difficoltà a trovare qualcuno sul quale appoggiarti. Per fortuna che a quell'epoca abbiamo conosciuto anche l'associazione Penelope, e da lì in poi cominci una serie di richieste verso gli enti, verso chi pensi che possa darti una mano, e la cosa, se non viene risolta in poco tempo, è destinata ad andare avanti. Per mio zio sono state fatte 4-5 giornate di ricerche fatte bene. Le ricerche sono partite subito, la protezione civile, i vigili del fuoco, i carabinieri, tutti quanti si sono prodigati, in particolar modo il soccorso alpino, e c'è stato un coordinamento efficace secondo noi, e addirittura si davano fiducia, insomma, ai movimenti e come si stavano comportando. Poi quando le ricerche sono finite siamo caduti nel baratro, diciamo, in quello che viene definito la terra del niente da noi, insomma. E le varie ipotesi che io ho buttato avanti con le autorità, non so quanto sono state perseguite, ancora oggi mi domando, perché poi convivi con questa situazione ogni volta che ti viene in mente lo zio, e ti vengono in mente tutte le cose che hai provato a fare, e ti vengono in mente tutti i dubbi ancora una volta, e tutto quello che l'hai già pensato 1000 volte continua a ritornarti, insomma, sei costretto a convivere con questa cosa. Noi che abbiamo gli scomparsi che non sono stati ritrovati, insomma, noi facciamo parte di questo gruppo, di questo fenomeno che non pensavamo mai di vivere, insomma. Stefania Bonduan, credo che tutti conoscano la storia del papà, di papà Mario. Lui è scomparso nel 2009, anche in questo caso durante una vacanza di Natale. Si ritrova nelle parole di Emanuele in qualche modo, nel racconto? Assolutamente sì, purtroppo sono situazioni per quanto diverse simili, nel senso che la percezione, le sensazioni in modi diversi, però sono comuni, le condividiamo, e il fatto di essere insieme, di aver creato questo gruppo, di fare questa rete anche è un aiuto per noi, per chi rimane, e quindi assolutamente mi ritrovo nelle sue parole e anche nei suoi dubbi e nelle percezioni e nelle sensazioni che seppur nell'essere andati in qualche modo avanti, perché comunque la vita continua, però ogni tanto ti ritornano, quindi sensi di colpa, dubbi, tante cose che ti chiedi e ti dici di fatto, per quanto tutti ti dicano avete fatto tantissimo, avete fatto tutto, io rispondo sempre evidentemente no, qualcosa ci manca perché papà non è qui, magari privo di vita o in vita magari, però di fatto il fatto che non ci sia vuol dire che c'è qualcosa che a me, ad Angela e alla mamma finché c'è stata è sfuggito e ci ha impedito di ritrovarlo. Quindi questo è un'altalena che ti porta a volte, ti carica e ti dà un impeto e una forza nell'andare avanti e nell'essere di aiuto a chi può trovarsi nella tua stessa situazione, o a far sì, come l'occasione di giovedì, per sensibilizzare, per fare in modo che altre persone, non dico non si trovino nella stessa situazione, perché la scomparsa purtroppo non la puoi impedire in sé come fatto, però la sensibilizzazione che noi stiamo cercando di portare avanti sicuramente ha l'intento anche quello di essere di aiuto, perché nel momento in cui qualcuno dovesse vivere la nostra situazione possa sapere esattamente oggi cosa può fare, cosa può aspettarsi, cosa può chiedere e quali sono invece ancora magari i paletti, i vincoli, le cose che devono essere migliorate e superate per far sì che questa rete di
supporto e di aiuto funzioni sempre meglio, e perché la scomparsa si limiti nel tempo, perché è fondamentale, lo diciamo sempre, l'abbiamo sempre detto come familiari ma anche come associazione, Emanuele prima lo ricordava, l'immediatezza è fondamentale. Il 2 luglio, Loggia dei Cavalieri, Treviso alle 18, ci saranno i vostri racconti, ci sarà anche ospite tra i presenti Gildo Claps, che racconterà una storia diversa, perché alla fine lui, sua sorella, è riuscito a ritrovarla dopo tantissimi anni, sì, dopo anche un sollevamento mediatico che probabilmente ha permesso, grazie alla battaglia della famiglia Claps, di ritrovare Elisa viva, ritrovare Elisa nella chiesa, lo ricordiamo, in quel sottotetto della chiesa, ma è stata proprio una battaglia che è uguale alla vostra battaglia. Sì. Però c'è ancora qualcosa, forse tanto da fare, perché non sempre si riesce a sollevare un'attenzione mediatica, e ne parlavamo prima fuori onda, Stefania, non c'è uno scomparso di Serie A, di Serie B, una storia di Serie A, di Serie B. Assolutamente. Lei dice bene, l'aspetto mediatico, e ovviamente non tutti i casi, per tanti motivi, vengono alla ribalta in maniera così importante, però io devo dire, anche per la mia esperienza, che ho sempre trovato un grande supporto e un grande appoggio. Comprendo anche magari a volte la apparente differenza di risalto che vengono date alle storie degli scomparsi, però il vostro aiuto è fondamentale tanto quanto quello delle istituzioni, quindi anche questo momento di sensibilizzazione di giovedì, che nasce dallo spunto di questo libro che è uscito, e quindi in collaborazione con alcuni degli autori, e quindi in particolare con Nord-Est Multimedia, saremo presenti come gruppo di familiari per far conoscere le nostre storie. Come dice Gildo, perché nessuna assenza diventi mai silenzio, e quindi il continuare a parlare per noi è fondamentale, e tutte le occasioni che ci vengono offerte per noi sono importantissime, quindi anche questa occasione che ci state dando voi, quindi grazie, proprio perché noi non molliamo nel nostro piccolo, Emanuele, io, la famiglia Cendron, la famiglia Bottacin, che saremo presenti giovedì, ma anche tutti gli altri familiari che giovedì non ci saranno ma che noi rappresentiamo, hanno bisogno di una piccola goccia ma costante, deve essere una rete corale quella che si muove, le istituzioni per le loro competenze, la loro parte, noi familiari per la nostra, il vostro aiuto come mezzi di comunicazione e come stampa, o comunque qualsiasi mezzo di comunicazione inteso oggi, per noi diventa un aiuto fondamentale. Emanuele, lo ricordiamo, suo zio è scomparso nel 2017. Che cosa spinge ad andare avanti a cercare, nonostante i tanti ostacoli che si possano trovare per chi ha un familiare scomparso, che ti spinge comunque ad affrontare anche queste battaglie, a volte anche burocratiche, per sapere la verità, per conoscere la verità? Beh, è un rapporto che si instaura con l'assenza, cioè continui a cercare, sei dentro a questa cosa, e il fatto che tu hai questo rapporto con l'assenza di tuo zio, almeno per me, questo è quello che sento io, è come un continuare ad essere in rapporto con lui. I primi tempi si può dire c'era anche veramente la speranza di trovare qualcosa, però adesso insomma lui è scomparso che aveva 85 anni, anche se era straordinariamente attivo, era una persona molto molto attiva sia intellettualmente che fisicamente, ed è per quello che ci ha colpito molto.
non era una persona che avesse particolari patologie, insomma, stava molto bene ed era una persona sportiva, e quindi ci manca molto, ci è mancato molto ed è normale dedicarsi alla ricerca. Certo è che quando si entra in questo tipo di fenomeno vieni a contatto con delle realtà che ti fanno capire la situazione non è per niente rosea, insomma. Nonostante ci sia il volontariato, nonostante ci siano delle persone fantastiche che incontri nella protezione civile e nel soccorso alpino, è comunque un mondo che deve essere ancora molto esplorato, direi. Cioè, se facciamo il confronto con qualche nazione estera, sappiamo che da noi non ci sono i corpi specializzati per la ricerca. Ciò non toglie che comunque ci siano le forze dell'ordine e che si danno anche da fare, però capita in diverse occasioni di dover ripetere sempre le solite cose, quasi di affrontare nuovamente quello che hai già vissuto prima, proprio perché sì, c'è un po' di carenza in vari aspetti. E questo è un po' l'obiettivo del convegno del 2 luglio, quello di cercare di arginare queste lacune, questi vuoti che restano e che in qualche modo allungano i tempi, rallentano le ricerche e allontanano quella verità che voi volete e pretendete, come è giusto che sia. Sì, la presenza di Gildo Claps è proprio emblematica. Lui è una persona che riesce veramente a trasmettere con la sua capacità comunicativa, insomma, quello che ha vissuto e quello che in poche parole lui riesce a farti capire dovrebbe essere fatto. Ed è per questo che partecipiamo molto molto volentieri a questo convegno, insomma. Stefania, come sono queste vite sospese? Sono complesse perché, come dicevo prima, in qualche modo la vita di chi resta deve comunque andare avanti nel bene e nel male, quindi dobbiamo imparare, si deve imparare a convivere, a volte anche mettere una maschera apparente, nel senso che anche se dentro hai un vuoto, hai una ferita che non si è rimarginata, non si rimargina facilmente nonostante gli anni, però allo stesso tempo quello che devi trasmettere esternamente è anche, magari a volte anche un sorriso quando hai la mente che sta vagando altrove, e quindi è una vita in altalena. Poi ci sono dei periodi dove si va giù in maniera importante, però poi, insomma, ripeto, la forza ce la diamo. Io ho una grande fortuna che è mia sorella, e quindi dove non arriva una arriva l'altra. Finché c'era la mamma eravamo in 3, adesso siamo in 2, e con nostra cugina, i nostri zii che ci aiutano sicuramente, però la mia forza è mia sorella. Però non è facile ancora oggi. Per noi sono 16 anni e mezzo. A inizio di quest'anno papà è stato ufficialmente dichiarato morto, la morte presunta. Anche lì presunta fa male. Fa male e paradossalmente lascia ancora, come dire, dei buchi a livello burocratico, per cui alcune cose che si chiudono perché c'è l'ufficialità e niente, però al tempo stesso ma non c'è un corpo. Sì, quindi è un po' il cane che si morde la coda, quindi quel presunta ti lascia sempre una speranza a noi e delle ombre magari a livello burocratico, per cui, ripeto, per quanto si possa poi ufficialmente è riconosciuto e per carità si finisce un percorso, però si rimane sempre comunque in sospeso. Per quanto riguarda papà, anche se burocraticamente quell'atto era dovuto, era arrivato il momento,
abbiamo aspettato ben oltre i 10 anni, ora 5 con la riforma che c'è stata a livello normativo, però Angela e io continuiamo a cercarlo. È ovvio che rispetto ai primi anni c'è un impeto diverso, c'è una costanza diversa, perché purtroppo al di là della ricerca in montagna non abbiamo luoghi su cui puntare, settacciare, quindi per noi il punto principale rimane la montagna nel caso in cui appunto papà per qualche motivo non sia ancora stato ritrovato e sia lì. Poi ovviamente abbiamo la pista che si apre del fatto che possa aver preso quel treno e quindi essersi spostato. È ovvio che più di qualche appello noi al di fuori della zona di scomparsa non abbiamo grande margine in questo momento, perché non ci sono più state segnalazioni. Però nonostante la dichiarazione di morte presunta non ci fermiamo. Mario Bonduan, Mario Rasia, Marianna Cendrone, eccola qui, la vedete, sono solo alcuni dei nomi delle tante persone scomparse di cui non si hanno più notizie, e dietro a queste persone scomparse ci sono familiari che chiedono la verità, e ci saranno altri familiari, perché come diceva Stefania la scomparsa delle persone non si ferma, che chiederanno la verità e che hanno il dovere di sapere dove sono i loro familiari, e anche se è brutto dirlo, sembra cinico, ma ci fosse un corpo su cui piangere. Assolutamente c'è un corpo sì, su cui piangere. assolutamente sì, è quello che diciamo sempre, in un modo o nell'altro poter chiudere questo percorso che abbiamo nostro malgrado dovuto intraprendere, e sicuramente il ritrovamento in entrambi i casi è ovvio che è sicuramente di aiuto, perché aiuta a elaborare. Il nostro è un modo di elaborare sospeso, perché non sai esattamente quello che stai elaborando un'assenza che potrebbe rimanere tale per tutta la tua vita, ma potrebbe anche finire domani. E quindi è un modo di elaborare, ma che non è mai completo. E quindi sicuramente il bisogno di continuare a chiedere e di cercare è doveroso per noi, e la collaborazione e la presenza delle istituzioni è un nostro desiderio fortissimo. La presenza di Gildo è una testimonianza importantissima, perché lui è qui in doppia veste, familiare ma anche persona che e da cui noi abbiamo imparato, ha trasformato il suo dolore, la sua vicenda in forza da mettere a servizio degli altri. Lui è, insieme a Gilda, a Marisa Golinucci e altri, il fondatore dell'associazione Penelope, che al di là del fatto di essere associazione fatta da persone che in prima persona, scusate il gioco di parole, hanno vissuto, e quindi come lui hanno trasformato il dolore in forza per gli altri, e si riservano magari momenti personali per vivere ed esternare quello che è ancora un dolore che, come ho detto prima, non si seda mai. No. Grazie a Stefania Bonduan, grazie a grazie voi. ad Emanuele Servidati per aver purtroppo con fatica e con dolore ricordato questa ferita che non si rimargina, e quindi grazie davvero per aver portato la vostra testimonianza. Vi ricordo il convegno il 2 luglio alla Loggia dei Cavalieri a Treviso a partire dalle 18 per mantenere alta l'attenzione. Grazie ad entrambi, grazie a voi. per la pubblicità. Grazie. Rieccoci in diretta, siamo giunti all'ultimo appuntamento della nostra stagione televisiva con Percorsi di vita e di fede, l'incontro domenicale dove i protagonisti ci hanno raccontato le loro scelte alla luce del Vangelo. Nell'ultima intervista il nostro Lucio Zanato ha incontrato Don Adelino Bortoluzzi, che ha ideato e proposto la serie. Allora vi lascio con questa intervista davvero molto profonda di Lucio Zanato con Don Adelino, poi a seguire ci saranno sigla, previsioni del tempo, la rubrica agricoltura, e poi alle 17
7:15, la nostra diretta dedicata al Palio di Trevignano. Grazie a Italo Morao e Tonio Esposito in regia. Vi lascio all'intervista di Lucio Zanato. Ultimo appuntamento per quanto riguarda questa stagione di percorsi di vita e di fede, perché è anche l'ultima domenica di giugno. Ed è giusto che noi chiudiamo questo ciclo con chi ha voluto questa serie di interviste, di proprio incontri veri e propri, ovvero Don Adelino Bortoluzzi. Benvenuto. Grazie. No, grazie a lei che si è inventato, diciamo, questo tipo di format. Perché l'ha pensato? Il motivo perché viviamo tutti un tempo di scoraggiamento. Le chiese dicono si stanno svuotando, non ci sarà futuro per la parrocchia, il Vangelo verrà meno. E io continuo a trovare tutti i giorni persone che vivono realmente la propria fede là dove lavorano. E allora perché non mettere questa testimonianza e portarla alla conoscenza di tutti, per aiutare le persone a capire che oggi è un tempo opportuno per vivere seriamente la fede. E questa fede la stanno vivendo in modo forte, unico e particolare tante persone. Ecco, abbiamo incontrato quasi una ventina di casi di persone veramente delle più varie, dal professore anche al bidello, dall'agricoltore, insomma tutta la tipologia della nostra società. Cosa le è rimasto dentro, considerando che lei era sempre qui durante le registrazioni? Mi è rimasto dentro che in tutte le situazioni la fede, il Vangelo, diventa la guida ultima che orienta le persone anche nelle più tragiche difficoltà. Ma questo l'abbiamo notato seguendo questi percorsi di vita e di fede. Ma per una persona che invece è in un percorso solo di vita, secondo lei qual è lo spunto per cominciare un percorso di fede? Allora, la domanda di fondo è: che senso ha la mia vita? Dove la voglio giocare? E se mi sposo, perché mi sposo? E cosa voglio fare? Cosa voglio proporre ai miei figli? Su questa domanda di senso dobbiamo in qualche modo interpellare la cultura, la realtà e capire dove sta l'autorevolezza per fidarsi di una parola che non è nostra ma viene dall'alto. Chi si è fidato di questa parola lo si vede dalle scelte e dal modo con cui lui affronta la realtà della vita. E lo abbiamo visto in tante situazioni. Ecco, però mi viene in mente una cosa, lei ha parlato di famiglia e di figli, non ha parlato ad esempio di chi prende, diciamo così, la strada che ha intrapreso lei oltre 50 anni fa. Perché? Allora, io sono convinto che la mia fede nasce dalla fede di un papà e di una mamma. Non me l'hanno regalata i preti, ma me l'ha regalata una famiglia veramente credente, non bigotta, né assolutamente di quelle che stavano tutti i giorni attorno ai preti, ma una fede che io ho toccato con mano nel cuore di mio papà e di mia mamma. E io sono convinto che se torniamo ad avere dei genitori realmente credenti, nascono anche le varie e vere vocazioni alla vita consacrata col Signore. Allora raccontiamo un po' Adelino Bortoluzzi, per chi non lo conosce, dove è nato e qual è stato il suo percorso che l'ha portato a vestire la veste. Io sono nato a Monastir, ho vissuto il liceo nel 68 ed erano i tempi della grande contestazione, dove però io rimasi in quel tempo veramente preoccupato delle situazioni di marginalità, di povertà, di vita non vissuta bene di tanti contadini di quel posto. Mancavano. E lì mi sono domandato che cosa aiuta queste persone a vivere bene, che senso voglio dare alla mia vita. E qui c'è stato un amico stranissimo che
in un momento particolare della mia vita mi ha portato in un convento e lì rimasi una settimana in silenzio assoluto. Partecipavo solo alla preghiera dei monaci con questa domanda dentro: cosa voglio fare della mia vita? Non ancora consacrato, si parla. No, ero a fine del liceo. Cosa voglio fare della mia vita? Io avevo in mente che la mia vita doveva essere spesa per liberare le persone che stanno male. Un rivoluzionario. Ero un sessantuttino alla mia maniera e lì ho scoperto veramente nella preghiera che l'unico che mi dava una certezza di essere la fonte della liberazione era Gesù. Ma quindi ha sentito, come qualcuno che abbiamo raccontato, ha sentito delle voci, ha sentito qualcosa dentro? No, qual è stato il processo? Non ho sentito le voci, ma dentro la mia coscienza l'amicizia, l'amore, l'affetto per Gesù si è imposto in modo prepotente. E io mi sono detto, lui deve diventare la pietra portante della mia vita. Tant'è vero che il Vangelo della mia ordinazione è stato questo: mi ami tu più di costoro? E io cosa ho detto? Sì, Gesù, ti voglio bene, io non vado a fare il funzionario di una chiesa, non vado a fare il prete come ne ho visti tanti, ma voglio attraverso la chiesa servire questa liberazione e questo aiuto che solo la fede e il Vangelo dà. Quindi un percorso che l'ha portato a diventare parroco e non monaco. Un percorso, ecco, perché io tutto sommato, pur avendo desiderato tante volte la vita contemplativa, però sentivo il mio carattere, la mia sensibilità, il mio modo, sentivo che non ero fatto per un convento, per la vita contemplativa, ma per una vita attiva in mezzo alle persone. Perché? Cosa ho scoperto piano piano? Che c'è una bellezza dentro il cuore di ogni persona che va risvegliata. Questa bellezza è ciò che un prete può fare, ma questa bellezza non è un'azione del prete. Il prete offre degli strumenti a delle persone perché possano far emergere ciò che di bello hanno dentro e diventare a loro volta persone felici. Lei utilizza il termine prete, non sacerdote, perché? Boh, questo è perché io sono un po', parlo tante volte in dialetto e quindi in dialetto non si parla di sacerdoti, si parla di preti. No, sembra quasi in maniera più laica, più diciamo legata alla comunità, mentre il sacerdote è molto più vicino ai sacramenti, per intendersi. Sì, però... No, perché anche qui vedo magari un po' della visione un po' rivoluzionaria della Chiesa. Ma però vi devo dire una cosa, che quando io ho scoperto l'Eucaristia, io ho scoperto che tutta la mia vita doveva arrivare a quella preghiera, ma da lì doveva partire. Fate questo in memoria di me. Per me è voluto dire in tutti i miei anni, diventa pane per le persone. Ecco, ma facciamo un passo indietro. Che cos'è l'Eucaristia? L'Eucaristia? Per chi, ecco, se dovesse spiegarlo a non credente. L'Eucaristia è la genialata più grande che solo Dio poteva inventare. Lui che è nato, morto e risorto, ha voluto restare presente in quel pezzo di pane, perché lui ha voluto dirci qual è il cuore di Dio, che è il cuore di un papà che ci vuole bene. E poi dall'Eucaristia è chiaro che io ho sempre cercato di portare questo amore che io l'ho sempre percepito dall'alto alle persone. E allora tutto il mio sforzo in tutti questi anni è stato di ascoltare e capire le persone. Questo mi ha aiutato, da una parte, lo studio della liturgia, la licenza in liturgia pastorale, ma mi ha aiutato anche l'approccio alle scienze umane. A un certo punto io, arrivato in una delle parrocchie dove sono stato tanti anni, che è quella di Olmi,
ho visto veramente morire la cristianità. Non capivo più le famiglie. Sono arrivato in una parrocchia dove il consumismo aveva provocato 10 giovani morti e mi sono domandato, ma adesso in questa parrocchia dove non c'è niente e ci sono questi fatti gravi, cosa posso fare per aiutare i giovani a veramente vivere bene? Allora, siccome non capivo più le famiglie, la psicologia che avevo studiato non mi bastava e la sentivo inadeguata, a un certo punto un amico psichiatra, e siamo ancora amici, mi ha detto: ma perché tu hai una mentalità sistemica, non ti iscrivi alla scuola di psicoterapia sistemica relazionale a Milano? Ho fatto tutto per entrare e dopo 4 anni ho veramente capito in modo più profondo cosa vuol dire fare famiglia e come aiutare i giovani a sua volta a diventare famiglia. E questo l'ho fatto anche proprio incentivando lo studio universitario. Ma lo studio universitario era: tu durante il liceo devi avere una passione per lo studio. Questo per i giovani che riusciva, diciamo, a portare in parrocchia. Ma sono stati tantissimi. Però all'inizio diceva che c'era il vuoto spinto intorno. C'era il vuoto assoluto. Come ha fatto ad attrarli? Lì non lo so, lo Spirito Santo, e poi probabilmente ci ho messo anche del mio. E sono... Sa perché glielo dico? Perché stiamo vivendo in molte parrocchie lo stesso tipo di problema. Ma come portare i giovani in parrocchia? Perché? Levandoli dalle strade e da altre, diciamo così, da falsi dei. Tu devi ascoltarli. Un giovane va ascoltato e capito. E se non sei capace di decifrare ciò che c'è dentro il cuore, devi farti aiutare. Da qui la psicologia, da qui l'incontro con persone più brave di me, di qui l'incontro con i pedagoghi, e piano piano, se tu veramente intercetti le domande di senso profondo che c'è in ogni giovane e lo accompagni poi, questo veramente troverà la gioia di vivere. Io l'ho anche applicata praticamente. Perché? Dicevo, tu impara intanto, ricordati, eravamo il tempo della Lega, dei skate, che bisognava comprare... Della materialità, insomma. Delle macchine, eccetera. A un certo punto io ho incominciato a dire: ricordati che le cose grandi passano attraverso lo stare davanti a un libro e imparare a capire fin dal liceo o dalle scuole superiori cosa vuoi fare da grande. Se vuoi andare a lavorare, ricordati che senza una professionalità non andrai da nessuna parte e devi imparare un mestiere. Secondo, se vuoi andare all'università, io avevo delle regole ben precise. Primo, devi essere regolare con gli esami. Secondo, l'università si fa via di casa e ho inviato ragazzi a Trieste, Padova, Bologna e negli ultimi tempi a Milano. Ma l'università è un luogo dove tu, vivendo e facendo comunità con altri coetanei, impari a capire se tu sei in grado di voler bene a una persona. E qui, allora, durante l'università, era importante veramente che la vita comunitaria diventasse un luogo dove si cresce nell'amore. Un'altra dimensione, ricordati, la tua laurea conta fin là. Se tu non apprendi una cultura, non ti incontri con le cose grandi, non ami la letteratura, l'arte, la poesia. Se non ti fai contaminare dalle cose belle, insomma. Se non ti fai contaminare da queste cose grandi, tu non arriverai veramente a capire non solo chi sei, ma neanche qual è la persona che ti completa. E qui, grazie a Dio, su queste premesse ho trovato delle persone che mi hanno veramente sempre accompagnato con questi giovani.
In particolare lo ricordo perché è stato un po' un mio papà nella fede e si chiama Don Antonio Marangon, il quale poi la cosa bella è che lui mi ha fatto il papà e alla fine della sua vita sono diventato il figlio che ha accudito il padre. Questa è stata la cosa bella del rapporto con Don Antonio Marangon, che mi ha sempre accompagnato ed è stata la fonte che ha aiutato tanti ragazzi ad aprirsi alla dimensione della Sacra Scrittura. E con lui un'altra persona che mi ha accompagnato e aiutato è stato Don Chino Visconti. Abbiamo fatto con lui 3 pellegrinaggi in Terra Santa, ma dei pellegrinaggi dove non andavamo in gita, ma dove ci alzavamo presto, dove andavamo sui luoghi della terra di Gesù e lì in silenzio ascoltavamo la parola, e quella parola era una parola aiutata da Don Chino, dove in qualche modo diventava vera, reale. I pellegrinaggi in Terra Santa per noi sono stati degli incontri reali, fisici con il Signore Gesù, e ho pubblicato anche le testimonianze di questi pellegrinaggi che mano a mano, che poi finivano nelle verifiche che proponevo ai ragazzi, questi pellegrinaggi c'è ancora una testimonianza scritta di ciò che era passato nel cuore di questi giovani. Questi giovani, questi primi giovani che lei ha portato, sono diventati uomini, sono diventate donne, sono diventati anche famiglia, perché poi l'altro aspetto importante che abbiamo percepito è che nella crescita di un giovane poi c'è il seme per poi diventare famiglia. Però da lei saranno sicuramente arrivate delle famiglie in crisi. Come le affrontate? Allora, tanti giovani che ho incontrato venivano da famiglie in crisi, oppure da persone, papà e mamme, che stavano insieme perché non hanno mai avuto il coraggio di separarsi. Però tu, se sei figlio di una coppia del genere, lo percepisci e vivi questo dramma dentro di te. Allora lì, per aiutarli nel fidanzamento e poi ad assumere la vita matrimoniale, io mi sono sempre fatto accompagnare da una coppia dove lui è un psichiatra, psicoterapista, terapeuta familiare, e da una moglie pedagogista. Loro erano quelli che applicavano la terapia sistemica relazionale alla comunità Olivotti di Mira e avevano in mente anche la riabilitazione di tanti ragazzi che venivano dalla droga. Questa compagnia di professionisti ha creato le premesse perché le persone imparassero a maturare, a cambiare se stessi e ad accogliere quel messaggio del Vangelo che li ha aiutati a sposarsi felicemente in chiesa e a mettere al mondo dei figli. E sono ormai dei figli cresciuti, qualcuno ha fatto la maturità, qualche altro va già all'università, ormai io sto diventando nonno in qualche modo di questi ragazzi che ho visto nascere in queste famiglie che hanno fatto questi percorsi, soprattutto quando ero a Santa Maria a Olmi. Ecco, ma allora possiamo dire, perché il tempo sta scivolando via, che c'è una speranza per una società dove le famiglie sono sempre più disgregate, dove i nuclei sono neanche genitoriali, perché c'è una persona sola e magari c'è un animale al posto invece di un bambino, di una coppia. Cioè, in un momento in cui abbiamo una società veramente ai minimi termini, lei ci sta proponendo che una soluzione c'è per ricostruire, per ripartire. Allora, io sono convinto che i giovani di oggi, le famiglie di oggi hanno bisogno di persone autentiche, vere, sincere, trasparenti, competenti. Io non ho mai avuto paura con nessuno al mondo e credo di aver incontrato le persone più diverse, non solo dentro la Chiesa ma anche fuori, di dire che sono prete e che al centro della mia vita c'è Gesù Cristo e che Gesù Cristo è il mio vero maestro. Ma allora chiaramente la domanda è: ma cosa ti insegna questo maestro? È chiaro che poi tu rispondi con il Vangelo, perché la sapienza del Vangelo
è quella sapienza che ha fatto nascere, soprattutto la Sacra Scrittura, ha fatto nascere anche le scienze dello spirito. E proprio con questa sapienza io non ho mai avuto paura di raccontarmi a nessuno, e ho visto che tante persone piano piano nel dialogo, nell'ascolto, sono arrivate anche alla fede. Perciò io ritengo questo tempo un tempo di grande purificazione. Finalmente ci voleva che le persone avessero un approccio anche timido con la Chiesa, ma è un tempo dove le domande profonde delle persone hanno bisogno di testimoni, e se questi testimoni si impegnano, certamente i frutti li vedranno quelli dopo di noi. Quindi possiamo dire che siamo una sorta di anno zero su cui ricostruire dalle macerie? No, le macerie non ci sono solo macerie, ecco. Ci sono persone che vivono, che vi cercano, ma bisogna intercettarli e far emergere le domande. Non è che siamo un anno zero, ci sono tante persone brave. È vero il vecchio proverbio che mi dicevano con gli scout: fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Ma c'è una foresta che cresce, ma non è la foresta dei bigotti, non è la foresta di chi in qualche modo si è appropriato di alcuni riti o robe della Chiesa che non hanno a che fare con il suo sentire profondo. Ma questo mondo è un mondo dove, se noi siamo autentici, questo mondo ritroverà ancora la forza e la via della fede. Stiamo arrivando verso la fine, e però dobbiamo dire anche un'altra cosa. Lei, come dire, il prossimo 27 settembre lascerà la parrocchia di Santa Maria del Rovere e lascerà a questo punto anche la vita attiva sacerdotale? Allora, io non so cosa mi stia aspettando adesso. Quando ho salutato un po' il consiglio pastorale delle due parrocchie, ho portato le parole del Vangelo della mia ordinazione, dove Gesù dice a Pietro: quando eri più giovane andavi dove volevi e facevi quello che volevi. Adesso che sei vecchio, un altro ti porterà, e ti porterà dove tu non vuoi, però guai se tu non mi segui. E io ho detto a questi miei parrocchiani, che ho amato con tutto il cuore e con tutto me stesso: riprendiamo a seguirlo insieme, voi da una parte e io dall'altra. Dove mi porterà lo saprà lui, se io sono, cioè lo vedremo se io spero di diventare discepolo ancora che lo vuole seguire fino in fondo. Ci rivedremo? Senz'altro. Allora, grazie a Don Adelino, grazie a tutti voi per essere stati con noi in tutte queste puntate. Si chiude qui questa serie di percorsi di vita e di fede, e noi probabilmente ci rivedremo con la prossima stagione.